Eccoci qua cari amici, battute finali qua della fiera auto d'epoca, dalla Porsche passiamo alla Fiat Abarth 124 ma noi solo quello che ci interessava, perché adesso la fiera sta veramente per chiudere, quello che ci interessava portare a casa questo scampolo di filmato Fiat 1100 soccorso stradale, molto molto bello, che meriterebbe appunto di presenziare a qualche raduno di camion d'epoca, anche perché l'autocarro è stato veramente tirato nuovo di fabbrica. Sì, del 1956, perfettamente restaurato e viaggiante. Guardate qua ragazzi, spettacolo. Facciamo i complimenti al proprietario o al possessore, chi ha veramente questo autocarro, insomma io direi a questo punto vieni a farci qualche visita, qualche raduno, perché è un peccato lasciare questo autocarro così. Va bene nel garage e tutto, però insomma presenziare a qualche raduno di camion d'epoca non sarebbe male, veramente eccezionale, da brivido, guardate qua, appassionati qua, insomma qua il vecchio Marvin va avanti nella fiera di Padova, ci facciamo cacciare, insomma, ci devono buttare fuori a calci, siamo qui fino alla fine. Voglio vedere la Gio, fuori a calci. Comunque questo è spettacolare ragazzi, insomma, dai. E oggi appunto in questa fiera abbiamo visto tantissime belle cose e stiamo qui veramente fino alla fine, siamo stanchi morti, ma però se vuoi portare a casa il bottino, come dico sempre, insomma, fino alla fine, sì. È così, Ragazzi, con questo vi saluto, c'è ancora altra roba, portiamo a casa. Faccio vedere anche così tracce, l'ultimo scampoli di macchine qua, Questa Renault. Esatto. Sarà una Gordini? Qualcosa? È una Renault Gordini, esatto. Gordini, spettacolo, Guardate lì la Gio, ecco qua. Del 1965. Ok Gio, chiudiamo la diretta, a presto. Esatto, Avanti ciao con a altri tutti. report. Ciao ciao. Ciao.